Sì, è un'emozione, tornare nel nostro Veneto è sempre un'emozione, perché noi altri parliamo veneto perché siamo abituati a parlare veneto da sempre. 122 sezioni con oltre 8.000 iscritti. Sono questi i numeri dell'Associazione Trevisani nel Mondo, che con il prossimo anno taglierà il traguardo dei 50 anni di attività, che ha seguito nel tempo i cambiamenti delle migrazioni, diventando non solo supporto a chi è andato a catar fortuna, soprattutto nel secondo dopoguerra, ma anche chi oggi lascia il nostro paese per altre opportunità economiche e professionali più gratificanti. E i dati della Fondazione Nord-Est parlano chiaro. Dal 2011 al 2024 sono oltre 11.000 i giovani tra i 18 e i 34 anni che si sono cancellati dalle anagrafi del Triveneto, in gran parte laureati. In particolare nella Marca, dove il 60% degli emigranti, dopo aver studiato negli Atenei, ha deciso di farsi una vita prevalentemente nel Regno Unito e nelle Americhe. A loro guarda il nuovo impegno dell'associazione. Ecco, se questi giovani tra qualche anno ritorneranno, credo che succederà quello che è avvenuto in passato. Riporteranno al loro rientro delle esperienze positive, delle esperienze interessanti che potranno mettere a frutto nella loro terra. Mantenere quindi un legame con chi ha creato o sta mantenendo una piccola marca trevigiana in ogni continente che puntualmente l'ultima domenica di luglio sfida in Cansiglio dimostrando fisicamente l'amore per la propria terra d'origine. Domani avremo come ospiti i rappresentanti dell'ultima sezione nata, che celebra domani il primo anniversario, ma è una sezione che non è nata in Italia, è nata in Brasile ed è fatta da discendenti di terza e di seconda generazione degli emigranti storici. Loro sono orgogliosi di essere discendenti di emigranti trevigiani. Il portare avanti quindi i valori e i principi della trevisanità delle persone che hanno lasciato la loro terra, per loro è una cosa fondamentale. Ecco perché domani si rinnoverà lo sfilamento degli stendardi delle diverse sezioni, insieme con i labari dei comuni, della provincia di Treviso e della regione del Veneto, in un legame indissolubile che sono le radici trevisane. Una manifestazione che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 10.30, rinnovando il legame anche con i trevisani sparsi nel mondo, che potranno seguirla in streaming, prima con lo sfilamento, poi con la Santa Messa, nuovamente presieduta dal Vescovo di Vittorio Veneto, dopo quella dello scorso anno celebrata da Monsignor Corrado Pizziolo. Noi abbiamo la consuetudine che ci sia una alternanza tra il vescovo di Treviso e il vescovo di Vittorio Veneto, perché le sezioni della nostra provincia ricadono in due diverse diocesi. Quest'anno abbiamo riproposto ancora la diocesi di Vittorio Veneto perché c'è il nuovo vescovo e sarà lui appunto che domani assieme ad altri sacerdoti che celebrerà la messa.